Perché siamo di fronte a una legge sbagliata? L'autonomia differenziata è una legge sbagliata perché aumenterà le diseguaglianze per i cittadini, perché lo Stato non ha messo un euro, il governo non ha messo un euro su questa legge, che è una legge ordinaria di cui noi chiediamo l'abrogazione, avendo raccolto le firme anche in Friuli Venezia Giulia. Per noi è un risultato eccellente aver raccolto nel corso di quest'estate oltre 4.000 firme. Abbiamo visto tanti cittadini e cittadine che si sono messi in fila per firmare contro questa legge. Erano cittadini e sono cittadini non soltanto elettori del Partito Democratico, ma anche elettori di altri partiti, anche magari di quelli che hanno votato per l'attuale maggioranza, e penso che questo sia un segnale importante perché il Friuli Venezia Giulia, che è una regione a statuto speciale per delle ragioni storiche, rischia di diventare ancora meno speciale delle regioni ordinarie che potranno richiedere fino a 23 materie di competenza esclusiva, andando ad annacquare così la specialità della nostra regione. E poi c'è una posizione di maggiore aggressività del Veneto che guarda il Friuli Venezia Giulia e che rischia di diventare davvero molto aggressiva nei confronti della nostra regione, magari sviluppando poi un'idea anche di macroregione nord-est, su cui noi siamo fermamente contrari. Quindi noi proseguiremo a raccogliere le firme da qui alla fine di settembre, per poi consegnare queste firme per chiedere questa abrogazione della legge. Perché dite che i cittadini ne usciranno danneggiati o ne uscirebbero danneggiati? Perché si ridurranno i servizi, perché se i servizi saranno erogati completamente dalle regioni o non sarà più lo Stato a garantire il livello delle prestazioni, è evidente che le regioni più ricche potranno fornire ai cittadini servizi migliori, qualitativamente migliori, e dove invece le regioni sono più in difficoltà, questo non avrà più luogo. Quindi vediamo già quello che succede sulla sanità pubblica: quando non è in grado di garantire qualcosa si va nella regione vicina che invece è in grado di offrirlo, e questo è un depauperamento della sanità regionale che noi stiamo ribadendo, ma che ce lo dicono i cittadini quotidianamente, perché c'è un problema enorme già sulla questione della sanità. Immaginatevi la stessa cosa su altre 23 materie.